Scatman's World. Vai raga, in casa comanda il Cume. Vai! Go go go, Gran Premio d'Italia, subito Bottas, scatta meglio. Valtteri è scattato meglio, quella troia di Valtteri maledetto. Attenzione, tanto yellow flag da qualche parte. Brutta partenza del Cume però, brutta partenza del Cume. Non ci voleva questa. Brutta partenza di Veneziano. Non possiamo non vincere qua però, Attenzione subito. Oddio, stiamo calmi. Calma Cume, partenza a dir poco disastrosa. Già limiti superati, al prossimo è penalità. Devo superare Bottas e poi gestire, ragazzi. Questo è l'obiettivo, però Bottas per il momento è davanti. Dopo neanche un giro. E la cosa mi sta già altamente sui coglioni. Ok. Adesso il Cume si deve involare, cazzo, involati Cume verso la gloria. Dobbiamo sperare in gare negative della Mercedes. Speriamo che sia il crollo Mercedes. È cominciata male, ma adesso la Mercedes abbiamo 52 punti di distacco da Gigi, Hamilton, e siamo terzi. Anche Rosby fa una ventina di punti di più rispetto a noi, ma adesso tocca a noi, ragazzi. Adesso tocca a noi. Vai, spingi, prende la scia il Cume. Yes. E adesso siamo in prima posizione. Adesso, ragazzi, dobbiamo scappare via. Deve essere roba nostra il Gran Premio di Monza, perché siamo in casa, perché siamo... Attenzione, yeah! Bandiera verde. È successo qualcosa, forse. Safety car. Safety car in pista. Safety car, è successo sicuramente qualcosa alla prima chicane. Ed è subito safety car. Come sono messe le gomme, sono al 16%, onestamente. Onestamente andare in box adesso non ha molto senso. Subito safety car, sì, sono delle macchine che stanno andando veramente piano. Quella chicane è una chicane pericolosa, lo sappiamo. Io però non vado ai box, onestamente, non vado ai box. Non ha senso andare ai box adesso. Ok, la safety car ci sta aspettando, vaffanculo, vai indietro, bravo, mamma mia. Per poco sbagliavo. Altro giro completato. Ma siamo in regime di safety car. Guarda quanti detriti. Tanti detriti in pista. Eccoci qua. Safety car, ragazzi. Ecco il culo della safety car. E si godo. Me la godo moltissimo la safety car adesso. Vai. Pazienza. Ragazzi, siamo pronti a riprendere la battaglia. Siamo tutti qua pronti. Siamo in prima posizione. Vai raga, vai raga, vai raga, vai raga, vai raga, vai raga, vai raga. E si riprende, ragazzi. Riprende la corsa. Yellow flag, si ricomincia. Green flag. E adesso dobbiamo scappare via, fioi. Adesso il Cume vuole scappare. E dobbiamo vincere questa fottutissima gara qui a Monza.
Abbiamo tutto per poter vincere. Questa è la nostra gara, una delle gare più favorevoli, se non la favorevole. Il campione del mondo Kuma non vuole abdicare il trono così facilmente. Ci sono macchine che sono già attardate, già casini di nuovo. Ok, abbiamo le gomme sono al 37%. Sono ancora messe abbastanza bene. Non dobbiamo sbagliare niente, raga, E comunque per vincere dobbiamo sempre fare la gara perfetta. Solo che qua ci riesce un po' meglio di solito. Giro record per veneziano. Qualcuno è già entrato ai box. Mancano 20 giri alla fine, 20 laps remaining, in un inglese che è sempre più comendiano, signori. Dai che a Monza ci siamo noi. A Monza domina il Kuma. Io voglio vedere il messaggino, no? Mamma mia, io voglio vedere il messaggino. Gigi ritirato, ti prego. Gigi si è ritirato dalla gara. Regalami questo sogno. Che botta sono un molle, Non sto guidando bene adesso. Bruttissimo giro. Dai, Gigi ritirato dalla gara, dai. Vogliamo Gigi ritirato. Vogliamo Gigi ritirato. La. Ti stiamo aspettando, rientra questo No, giro. non rientro adesso. Anche se le gomme sono già molto usurate, aspetto ancora. Posso tirare avanti un giro 2 in più meglio, sicuramente. Ok. Bottas ai box. E adesso vamos a cercare di guadagnare il più possibile. DRS abilitato. Per il DRS. Devi spingerla come no, lungo. E invece la tengo. Siamo primi e secondi in Italia, ragazzi. Doppietta Ferrari, speriamo. Mettere le soft, ma penso che anche lui, insomma, la sosta non l'ha ancora fatto, lui è partito con le soft. Scelta un po' particolare. Non stiamo guidando per niente alla perfezione, però, Devo stare molto concentrato. Non possiamo fallire qui a Monza, non si può fallire. Devo fare 25 punticini per rosicchiare altro terreno alle Mercedes, che comunque non mollano mai, ragazzi. Torna ai box in questo giro e ricorda Vediamo. il limite di velocità Aspetta, non vado a questo, vado al prossimo, la rischio. avvicini. Alcune informazioni su Ericsson. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Ericsson deve rallentare. Piccoli problemi per lui, non ha potuto concludere la gara. Ok. E adesso questo giro. Vettel iBox. Seb iBox. Bisogna andare ai box nel prossimo giro, però, Ora non possiamo farti rientrare. Gutierrez fuori dalla gara. Ritiro per Gutierrez. Ritiro Gutierrez fuori dalla gara. Primo ritiro. Abbiamo una strategia alternativa. Attenzione, le gomme cominciano. Abbiamo stabilito, vuoi provare a cambiare? Le gomme hanno problemi. Ai ai ai. Ok. D'accordo, rientri ai box alla fine. Ok, box. Qua qualcosa ho perso sicuro, Ok.
C'è tensione ragazzi, c'è tensione. Devo rimanere in testa, devo rimanere davanti. Posizione teorica, settimo posto. Dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione, ti avvisiamo. Va bene amore. Dai veloci, dai, non le medie, Button, Hulkenberg con la gentaglia là. Pronti, vai. Ok, siamo rientrati ai box, siamo usciti dai box, dai 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 dai. Ok, siamo dietro ma tutti loro devono ancora rientrare, quindi sono abbastanza tranquillo. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Ok. Attenzione bandiera verde. Già, attenzione, c'è su qualcosa? Attenzione, attenzione, qualcuno è uscito. Sei già in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione Qualcuno è uscito di pista. attendi le bandiere verdi. Adesso spingo come un porco. Molto bene, siamo già quinti con la sosta già fatta. Mettiamo miscela standard, facciamo riposare un po' il motore che qua a Monza è sempre pericoloso. Però ci siamo raga, ci siamo. Ok, stai risparmiando carburante. Puoi aumentare i giri del motore per Con calma, con calma. Non aver fretta. Questo sarà dura mettere due soft comunque, staremo a vedere. Ok, non nessuno va ai box, quelli con le... Attenzione ai detriti in pista comunque. Ragazzi, devo andare ai box, ho tenuto tantissimo, metto le medie anche se forse anche con le soft, però per sicurezza sto con le medie, ma tanto insomma una gara salvo colpi di scena mondiali è nostra. Ultima sosta a Monza è sempre così, è sempre un... sono sempre gare tranquille di solito. Poi si è ritirato anche Kevin Magnussen, quindi siamo in 20. Gigi fuori, l'ho detto! Virtual safety car, Gigi fuori, l'ho detto! Gigi fuori, no ragazzi, incredibile. Sono un mago, signori. Gigi fuori, Hamilton fuori. Hamilton fuori, ragazzi. Gigi Hamilton fuori. E il Cume gode come un porco. Virtual safety car, Hamilton fuori. Non era una gran gara per Hamilton, questo è poco ma sicuro, però il Cume ha colpito ancora, signori. Il Cume ha colpito ancora. Gigi Hamilton fuori dalla gara. E godo. Ok, cerchiamo di superarlo subito, non si sa mai. Adesso non mi ricordo se ha fatto... No, chiaramente manca ancora una sosta, però voglio superarlo il prima possibile. Buono, Hamilton fuori, qua ci becchiamo 25 punti su Gigi. Mondiale ancora una volta riaperto. Anche Gigi si ritira. Questo è il secondo ritiro di Hamilton, ne ho fatti 4, però va bene così. Molto good. 7 laps remaining nel solito inglese di madrelingua. Dai fioi tutti insieme, porca troia, per portare a casa la vittoria qui a Monza. Buono. Ok, anche Perez è andato ai box. Possiamo stare su standard per non rischiare. Fuori Gutierrez, Magnussen e soprattutto King Gigi Hamilton. E così che si gode. Veramente gara
perfetta fino a questo momento nostra, è perfetta anche per Hamilton. Quanto godo, l'ho chiamata ancora. Il Cume colpisce ancora. Qua possiamo veramente sintetizzare tutti Star Wars, una nuova speranza, quindi c'è una nuova speranza per il mondiale. Il Cume colpisce ancora contro Hamilton e il ritorno del Cume, perché la vinciamo questa. Quindi tutto Star Wars dentro questa gara. E si gode a cannone, raga, si gode veramente a cannone. A Monza non ce n'è per nessuno. A Monza si parla del cumendiese. Quindi il distacco dal tuo compagno è 14,5 secondi. E quindi? Non me ne fotte un cazzo. Le Williams la stanno cavando molto bene però. Very well, very well. Molto bene. Vai raga, 2 laps, 2 giri e poi possiamo sbocciare. C'è una tensione indescrivibile a Monza, tutti vogliono festeggiare il Cume. Bottas e Massa sempre secondi e terzi. Gara iper dominata. Pole position e vittoria e giro veloce. A Monza è così. Adesso entriamo nella parte finale del mondiale. Non possiamo più sbagliare niente però, Qua Hamilton ci ha dato un'altra mano incredibile. Hamilton quest'anno ha cominciato anche male. Il discorso è che dopo ha fatto un filotto di 5 gare e 4 ritiri praticamente, o su 6, e su 6 gare e 4 ritiri. Non è proprio uno score incredibile. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Buono, buono. E adesso inizia l'ultimo giro, final lap. Final lap cumendiano, vai, andiamo a vincerla, cazzo. Intanto c'è Vettel, mamma mia Vettel, lo possiamo doppiare, Vettel. Grossi problemi per Vettel che è ultimo. Sei all'ultimo giro. Dai ragazzuoli, che tutti insieme stiamo portando a casa un successo importantissimo dopo i 1000 problemi. Già Spa un buon podio e qua ricomincia il nostro mondiale. Monza è una tappa fondamentale. E la stiamo portando a casa. Problemi anche per Jolyon Palmer. Ultime curve, adesso c'è la parabolica finale, poi si festeggia, raga. Intanto Massa supera Valtteri, lotta interna Williams. E il Cume alza già il pugnetto. Il Cume va a vincere il Gran Premio di Monza. Vettel mi ruba il giro veloce, ma vaffanculo. Ottimo lavoro, oggi hai superato ogni nostra aspettativa. Very good Cume, very good. Grandissima vittoria, arriva bene e contento.
piloti escono e un uomo in tutta rossa sale sul gradino più alto. Sì, questa è una gran soddisfazione, grandissima vittoria, saliamo al terzo posto a meno 27, meno 22, lotta a 3 ragazzi, combattono che può anche rientrare, ma sarà grande lotta tra Gigi, Nicolino e Veneziano nella costruttori terzi, molto indietro, 16 punti della McLaren ma 101 punti in meno della Mercedes che domina troppo nella costruttori. Raga, un saluto dal comandante Veneziano, ciao!